ragazzi, un applauso! C'è una squadra pronta per i campi in erba, una che giocherà nei palazzetti dello sport e una che la sua partita l'ha disputata alla grande dietro i fornelli. Casarza Ligure ha calato le migliori carte in occasione della 19ª sagra del Totano Fritto, abbinata alla festa dello sport. Quando ero presidente della squadra del Casazza abbiamo detto questa cosa qua con un gruppo di amici che eravamo lì all'avventura, diciamo, del calcio. Poi ci siamo appassionati, siamo andati avanti. Il vero elemento della sagra è il totano ed è bello, come potete vedere è morbido e croccante allo stesso momento, perciò è perfetto, venite a mangiare tutti anche l'anno prossimo. Siamo in una bella società e siamo orgogliosi tutti di avere un presidente come Walter Pinna e che tutti ce lo invidiano dalla persona che è e dal presidente che è. Ciao ragazzi, una bellissima serata, complimenti al Presidente, siamo veramente una bella squadra. Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione delle squadre portacolori del comune della Val Petronio. La VVC Casarza Ligure di pallavolo pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D che inizierà nella seconda metà di ottobre. Cercheremo con tutti gli sforzi possibili di mantenere comunque la categoria quest'anno, senza troppo ambiziosi, però comunque sempre con lo spirito di gruppo e di portare avanti una nuova realtà consolidata ormai da tempo, però sempre in crescita. Più ravvicinato l'avvio di stagione per l'ASD Casarza Ligure Calcio, che dopo il salto di categoria disputerà il prossimo campionato in promozione. Abbiamo una squadra giovane, di ragazzi vogliosi, determinati e speriamo di fare un buon campionato. È tutto pronto? È tutto pronto, bisogna iniziare la preparazione, nonostante il caldo dalla settimana prossima torneremo sul campo con il nostro mister che è confermato, che è Boris Stagnaro, che ci ha riportato in promozione, quindi siamo carichi.